Ciao ragazzi, buongiorno, buona domenica. Oggi sono a Tezze di Caltrano, vedete la macchina in fondo lì. Ho parcheggiato qui quota 500 metri per salire attraverso una strada tagliafuoco si chiama, che è stata costruita per aiutare in caso di incendi qualche anno fa, che mi condurrà su direttamente al Giro delle Maghe. Si stimano sugli 800 metri di dislivello e vediamo, penso sia la meta più impegnativa che io abbia mai fatto finora, perlomeno come dislivello. Quindi non ci resta che partire e guardare il video. Ecco, il mio obiettivo lo vedete là in alto, perché dopo bisogna andare più su di lì, quindi 800 bei metri di dislivello. Ed ecco qua, non so se si vede, ma c'è un cartello che indica tagliafuoco. Infatti inizio a percorrere questo sentiero, questa stradina. Questa strada tagliafuoco è stata costruita tra il 96 e il 98 dopo alcuni incendi che sono sviluppati. Mi ricordo perché andavo alle elementari, c'era quasi un incendio all'anno, perché prima non c'erano collegamenti particolari, infatti per spegnere questi roghi i mezzi di soccorso faticavano e si poteva operare tramite solo via aerea. Invece con questa tagliafuoco anche le camionette dei pompieri così hanno cominciato a poter salire. Guardate che bello ragazzi, si è aperto un po' il panorama. E un consiglio da amico: se verrete a fare questi sentieri esposti al sole, fateli nelle mezze stagioni, i primi di settembre, un po' caldo. Ok, qui sono a un bivio, qui la tagliafuoco che ho preso finora continua, ma qui la cartellonistica indica di prendere 685 per Fora Oro, come avevo letto, e anche qua è scritto tagliafuoco prosegue super di qui. Perlomeno qui si starà più al fresco. Guardiamo un po' i numeri. Io sono partito appunto da San Donà, scusate, da Tezze, che è a 500 metri circa, ma a Fora Oro, se non metro più metro meno, deve essere 1377, quindi 8,70, dai, non è poi malaccio come differenza. E piccola sorpresina, laggiù, proprio lì dove indico col dito e dove ho parcheggiato l'auto, sembra vicino perché è zoomato, adesso torno indietro e si può apprezzare il dislivello. Dai, un po' di strada ne abbiamo fatta. Lassù invece si può notare un tratto del Giro delle Maghe, inizia a avvicinarsi, dai. Saremmo, come scritto appunto nella storia su Instagram, sugli 800 metri circa, penso, 8,50. Ah, se non filmo più niente, perché la strada qualche centinaio di metri è mulettiera così tutta nel bosco. Appena si apre un po' e comincerò a filmare. Guardate la meraviglia. Ecco, Tosi, salendo questa mulettiera qui mi sono ricongiunto a questa strada carrabile, niente, non mi resta che salire.
Non guardarmi male, dai. Cari miei, ho il piacere di comunicarvi che all'orizzonte vedo Malga Fora Oro. Ecco ragazzi, ho ufficialmente messo il piede al Giro delle Malghe. Ammetto che l'ultima rampa qui, tutto in mezzo al pascolo, è stata tostina. Però ragazzi non è mica finito, perché adesso a salire su arrivare a 1377. Ed ecco qua, sono salito a Malga Fora Oro. No ragazzi, questi 877 metri di livello circa non mi soddisfano, allora voglio andare un po' più su. Dicevo, voglio andare un po' più su, almeno 25 metri in più. Innanzitutto ho iniziato ad arrivare a 1400 e dire sono 900 metri di livello che ho fatto. Allora andiamo un po' più su, dai, tanto ormai, un metro più, un metro meno. D'altronde questa strada me la ricordo molto bene, avendola già fatta nel video che potete vedere, Cima Fora Oro, Monte Fora Oro. Sono a 1400, partendo da 500 metri. Ecco, niente, nel frattempo sono salito un altro po' più su, quindi ho un po' sforato i 1400, tanto per così. Cioè, ragazzi, riparto un po' per la discesa, un po' più a ovest, torno al Giro delle Maghe, mi siedo nella panchina e faccio la foto panoramica di rito e dopo torno giù perché sono le 5:20 e è ora di tornare in patria. Vi ricorda qualcosa questa strada, vero? Lo so io che vi ricorda qualcosa, perché lo avete visto almeno 3 volte nei video precedenti. Ormai il Giro delle Maghe, ragazzi, ha il solco solo delle mie impronte avanti e indietro di questi mesi. Ragazzi, ovviamente la panchina col tavolino era occupata, non trovi nessuno lungo tutto il tragitto, ma lì sta sicuro che c'è sempre qualcuno a occupare il tavolino. Oh, l'arcobaleno. Intanto pausa ristoro con vista. E che vista! Ok ragazzi, adesso dopo una pausa abbastanza prolungata per far foto e tutto, e riparto, e sono meno 5 alle 18 adesso. Quanta roba ragazzi, quanta roba questo panorama. Ah, attenzione, un piccolo dettaglio che mi sono dimenticato prima di raccontare è che la mulettiera che ho fatto prima in mezzo alla foresta è stata fatta nei tempi della prima guerra mondiale per collegare l'acquedotto che partiva dalla valle dell'Astico fino a su, se non so il punto preciso, non ricordo, però ho detto che c'erano 1200 metri di dislivello, che per l'epoca era una roba al top dell'ingegneria di quegli anni. E la strada del Giro delle Maghe fu soprannominata Marginal Road dagli inglesi, che per un periodo l'hanno difesa, diciamo, dagli austriaci. Fu chiamata Marginal Road proprio perché corre lungo tutta la terrazza dell'altopiano, e appunto diciamo che loro la consideravano un bel punto panoramico dal Campiello al Monte Corno. Brevissima tappa alla corsa, qui dove mi sono fermato prima, solo per bere un goccio d'acqua e immortalare questa bellezza. Ecco
ancora ragazzi, niente, faccio la parte finale del video da casa. Percorso, ho visto le statistiche, scusate la lingua, sono di 11,5 km e altitudine mi ha messo 900 metri di dislivello, raddoppiando 1800 ragazzi, in poche ore 1800 metri di dislivello. Niente ragazzi, io vi saluto, spero che oggi non era proprio spettacolare, il video era più una prova contro me stesso e ci vediamo al prossimo video.